In pochi mesi di lavoro, circa 3, avrebbe accumulato miracolosamente un bel gruzzoletto all'incirca 50.000 euro. Un marocchino 48enne era riuscito ad accaparrarsi e a raggirare tanti pazienti, fama e successo. Di lui si parlava come un medico capace di far miracoli, ma invece si è rivelato un prodigio della truffa. I dubbi sul suo conto, venuti improvvisamente a galla, si sono però moltiplicati e l'attività investigativa, comprensiva di accertamenti e verifiche mirate, ha portato i carabinieri di Raffadali a far scattare la denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento. Quell'uomo, prima ritenuto capace di grandi cose per rimettere in piedi le persone, non era nient'altro, stando alla ricostruzione dei carabinieri, che un finto fisiatra, e dunque per le ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione e truffa è stato deferito. L'inchiesta sviluppata dai carabinieri nel corso di circa un mese è stata coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore Vella. I locali a Raffadali, dove il finto fisiatra aveva allestito lo studio ambulatoriale, sono stati sequestrati, esattamente come tutte le strumentazioni per effettuare elettrostimolazioni e manipolazioni. Anche due raffadalesi coniugi che, secondo l'accusa formalizzata dai carabinieri e procura, avrebbero procacciato i clienti sono stati deferiti.